Amici della Lega Nazionale Dilettanti, amici di Vivo Azzurro, benvenuti allo stadio Marcello Melani. Un saluto da parte di Lorenzo Agostini. È la 22esima giornata del campionato di Serie D, Girone D. Pistoiese e Piacenza, divise da un solo punto in campionato, si affrontano per una fetta ampia di stagione. Restare in corsa per la testa della classifica. Tra poco in campo, prima però spazio ai due allenatori che hanno parlato nel prepartita, Cristiano Lucarelli da una parte e Arnaldo Franzini dall'altra. Con mister Lucarelli, allenatore della Pistoiese, prima di Pistoiese Piacenza, partiamo dalla settimana. Che settimana è stata, mister? Ma devo dire la verità, pur non essendo una partita come le altre, perché Piacenza comunque è una squadra, io ho detto tecnicamente la più forte del girone, devo dire che è stata una settimana tranquilla dove abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo cercato di isolarci il più possibile da quello che poteva essere il prepartita di una partita così importante. È stata una rosa questa che nelle ultime settimane ha avuto molti cambiamenti, molte operazioni in entrata. Come si gestisce un gruppo che in quest'ultimo mese è stato veramente in continua evoluzione? Ah, no, in effetti, diciamo, sono entrati due calciatori over, Rajcevic e Della Latta, poi due ragazzi, due quote, Tempre e Traoré, che vanno a sostituire due ragazzi che hanno voluto fare delle scelte diverse, nel senso noi siamo andati a tappare le caselle di calciatori che magari avevano avuto poco spazio e hanno deciso di andare via e quindi ovviamente abbiamo dovuto sostituirli, quindi non abbiamo fatto delle rivoluzioni, anche perché non credo nelle rivoluzioni, credo che le squadre si facciano a giugno e siamo andati, ripeto, poi a gennaio è anche un mercato difficile perché ovviamente chi ha giocatori forti se li tiene, non è che te li dà te, quindi diciamo siamo andati a sostituire e adattare per caratteristiche la squadra al 4-3-3. Facciamo un'ultima battuta su il pubblico, il tifo. Oggi il Melani si veste a festa, attesi 300 tifosi da Piacenza, ci sarà una grande risposta del pubblico di casa. Che cosa si aspetta dal pubblico di Pistoia e in generale dalle due tifoserie? Sono due tifoserie, comunque anche il Piacenza insomma, ha sempre stato in campionati importanti, ora è un po' di anni che cerca di ritornare nei professionisti, però poi è sempre, a prescindere dal nome, è sempre difficile per le nobili decadute, perché poi quando ti incontrano le altre squadre in campionato fanno la partita della vita, quindi è sempre, diciamo, è sempre complicato. Io mi auguro intanto che non ci sia nessun problema dal punto di vista dell'ordine pubblico, poi ovviamente ognuno tiferà la sua squadra. Noi devo dire che i nostri tifosi sono sempre stati vicini e oggi sarà una partita dove dovremo soffrire, ci saranno anche momenti di grandi sofferenza perché comunque il Piacenza è un'ottima squadra e quindi speriamo di gestire insieme quei momenti di difficoltà che ci saranno all'interno della partita. Perfetto, grazie. Arnaldo Franzini, mister del Piacenza. Mister, lei da allenatore ha vissuto veramente tutti i campi, tantissime categorie, dalla promozione ai professionisti. Partite del genere come si preparano durante la settimana? Sono bellissime perché l'attesa inizia subito ad inizio settimana, sai già l'ambiente che va e man mano che passano i giorni cresce l'attesa, cresce il numero degli spettatori previsti e senti l'importanza insomma, di fare partite del genere, tra l'altro con due piazze storiche importanti. È stata una settimana in cui avete avuto appunto l'ufficialità di Raul Asensio, anche se si stava allenando già da diversi giorni. Come è cambiata proprio il volto della rosa in queste ultime settimane? Ma noi abbiamo cambiato poco in realtà perché comunque abbiamo mantenuto un po' l'ossatura di inizio stagione, di quando abbiamo fatto il mercato estivo, abbiamo ceduto Pino che aveva chiesto di essere ceduto e cambiato con Manuzzi e poi c'è stato all'ultimo momento il discorso di Trombetta che penso sia stata una scelta intelligente da parte di tutti, è tornato in categoria importante in un ambiente che già conosceva, noi abbiamo preso un giocatore che avevamo già in rosa, tra virgolette, anche se poi è un po' indietro dal punto di vista fisico, ma è cambiata in realtà poco, anche come ruoli, vedi più o meno le stesse situazioni, sono stati cambiamenti importanti perché comunque erano due giocatori, due prime punte titolari inizio stagione e per il resto la squadra è la stessa.
Due squadre, Pistoiese e Piacenza, divise da un solo punto, entrambe in rincorsa, entrambe con rose molto forti. Sia lei che mister Lucarelli nelle conferenze della prepartita avete fatto un po' i pompieri dicendo che non è una partita decisiva per la stagione, però appunto una delle due in caso di non segno X potrebbe essere in difficoltà. Sì, beh, sicuramente. Io già a fine partita scorsa in sala stampa dissi è quasi decisiva, perché decisiva ancora tante partite ci sono, se ne sono viste di tutti i colori in questi anni, in tutte le categorie, quindi può succedere tutto, però è chiaro che attardarsi a questo punto con il ritmo che hanno quelle davanti diventerebbe complicato. Bene, grazie mister. Prego. Pistoiese Piacenza è molto più di una semplice partita, è un vero e proprio manifesto della storia della provincia italiana. A Pistoia la Serie A nei ruggenti anni 80, l'Olandesina in giro per l'Italia, i grandi campioni passati da qua, un vivaio calcistico nel distretto vivaistico più grande d'Europa. A Piacenza gli anni 90, il Piacenza tutto italiano contro Milan, Inter e Juventus, l'ingegner Garilli, artefice di una delle favole più belle d'Italia, la rovesciata di Pasquale Luiso contro il Milan e tante altre immagini scolpite nella memoria dei tifosi piacentini. Pistoiese Piacenza, un manifesto della provincia che sa essere grande. Ma oggi non c'è spazio per celebrare il passato, c'è un presente che chiama, una rincorsa da compiere in Serie D. Pistoiese e Piacenza sono rispettivamente terza e quarta, davanti Lentigione e Desenzano corrono e non c'è tempo da perdere e neanche punti. E allora andiamo subito a vedere come si schierano in campo sia i padroni di casa allenati da Cristiano Lucarelli, che si affida ancora una volta al 4-3-3. Da quando è subentrato in panchina Lucarelli la Pistoiese sta riscuotendo e prendendo enormi dividendi da questa scelta. Giuliani tra i pali con in difesa Costa Pisani a destra, convocato per quanto riguarda la nazionale, la rappresentativa Serie D. Ci sono Gennari e Bertolo al centro della difesa, Tempre preferito a sinistra per completare il quartetto difensivo, Maldonado al centro del centrocampo imprescindibile e poi Biagi e Della Latta, un centrocampo pesante per Lucarelli con un tridente ancor più pesante e importante dal punto di vista dei nomi e dei gol: Saporetti, Risk, Russo. Andiamo a vedere invece la scelta di Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, tornato sulla panchina piacentina dopo un quinquennio d'oro proprio in Lombardia, con il 4-3-1-2, Ribeiro tra i pali, Cabri e Bertin sugli esterni, Martinelli e Sbardella al centro della difesa, Poledri a gestire a centrocampo, Puzzolu e De Vitis con Campagna che agirà alle spalle di due pesi massimi, da una parte Manuzzi, dall'altra Mustacchio, che assolutamente è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Anche in panchina ci sono varie opzioni importanti sia per Lucarelli che per Franzini. Insomma, sarà una partita tutta da vivere, tutta da seguire, non soltanto per quanto riguarda questa partita, ma proprio per il panorama, come vedete, di questa giornata di campionato, perché oltre a Pistoiese e Piacenza si gioca anche tra Desenzano e Progresso, tra Cittadella Vismodena e Sant'Angelo, Crema Pro Sesto, una gara da attenzionare per quanto riguarda Pistoiese e Piacenza, anche se gli occhi saranno tutti su Rovato Vertovese Lentigione e poi ovviamente anche sulla gara che vede il Desenzano, appunto come detto, contro il Progresso. A completare il programma Imolese Tuttocuoio e poi San Giuliano City Correggese, Sasso Marconi Pro Palazzolo e Tropical Coriano Trevigliese. Questo è il menù di questa giornata di campionato in Serie D. È il girone D, come vedete anche dalla classifica, è il Lentigione, un po' possiamo dire la grande sorpresa di questo campionato, anche se sorpresa fino a un certo punto, visto che la squadra emiliana sono diversi anni che fa delle grandi stagioni, dei grandi campionati. E poi il Desenzano a meno 2 punti, leggermente più attardate Pistoiese e Piacenza, come vedete a quota 43 la Pistoiese, a 42 il Piacenza, ma con organici importantissimi che hanno rinforzato nel mercato invernale. Massimo Taibi c'è un solo obiettivo nelle teste di toscani e lombardi, quello di tornare tra i professionisti. Come vedete e come potete
potrete sentire e percepire anche durante questa partita. Il clima è veramente caldo, siamo verso il sold out qua al Melani, con praticamente tutto il pubblico di Marca Pistoiese che ha risposto alla grande per una partita di altri tempi e anche di altre categorie. Pistoiese e Piacenza, non ce lo dimentichiamo, si sono affrontate anche in Serie B non troppo tempo fa, e quindi il pubblico è quello veramente delle grandissime occasioni. Si respira veramente il clima, per quanto riguarda la Pistoiese e il Piacenza, di altri tempi. Non solo il pubblico di casa, anche i tifosi piacentini sono arrivati in 300 da Piacenza per sostenere la squadra di Arnaldo Franzini, che, come detto, ha operato molto sul mercato anche a gennaio, ed è arrivata anche un'ufficialità di fatto delle ultimissime ore, poco più di 24 ore fa. Raúl Asensio, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, una carriera spesa quasi interamente in Serie B, prodotto del settore giovanile del Genoa, si allenava già da diversi giorni con la squadra di Franzini, è stato ufficializzato il 30 gennaio e quindi sarà sicuramente per le prossime settimane un'arma in più per l'attacco di mister Franzini. Scendono in campo le squadre e, come vedete, bellissima la coreografia in curva al Melani. Ovviamente c'è voglia di riportare queste due squadre, queste due città, queste due piazze nel professionismo. La Serie D da questo punto di vista è veramente qualcosa di eccezionale, perché sa mettere insieme città importantissime, piazze veramente che hanno vissuto e vivono tuttora di calcio, con anche realtà molto piccole, paesi, in alcuni casi quartieri e realtà paesane, come ad esempio le prime due squadre che comandano il girone D di Serie D, prima di tutti il Lentigione appunto, e poi anche il Desenzano del Garda, due squadre con veramente ampie prospettive di professionismo, ma che dal punto di vista di capienza e di densità di abitanti non potranno mai essere ovviamente paragonabili a Pistoiese e Piacenza, che nel loro passato hanno avuto anche, come abbiamo detto nella nostra intro, la Serie A. Una sola stagione, la stagione 80-81 per la Pistoiese. Erano ovviamente gli anni della Pistoiese di Melani, a cui è intitolato lo stadio di Pistoia. Erano gli anni invece di Garilli, gli anni 90 per il Piacenza, a cui ovviamente è intitolato lo stadio di Piacenza. Leonardo Garilli, che è stato il numero uno di una squadra che, per il direttore sportivo della Pistoiese, l'attuale DS Orange Massimo Taibi, che ha avuto l'opportunità di esordire in Serie A proprio tra i pali del Piacenza e di scrivere pagine importanti della propria carriera da calciatore, nella prima parte, diciamo, della sua carriera da calciatore. Due promozioni in Serie A dalla Serie B e poi anche una salvezza a metà anni 90. Insomma, stiamo parlando di un altro calcio, ma di emozioni che i tifosi non potranno mai dimenticare. Primo giro palla per il Piacenza, oggi in maglia blu e pantaloncini neri. Arbitra il signor Cataldo Zito della sezione di Rossano. Gli assistenti sono Luca Sperati di Nichelino e Luca Pongan di Biella. Questa è la terna scelta, ovviamente terna importante per una partita assolutamente tutta da seguire. E allora divertiamoci, inizia adesso Pistoiese Piacenza, 22esima giornata del campionato di Serie D, girone D. Giro palla, subito delle retrovie per il Piacenza con Sbardella, uno degli over dei capisaldi dello spogliatoio piacentino. Dall'altra parte arriva subito ad intercettare Costa Pisani, ragazzo molto giovane ma che si è fatto subito notare non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale. È fondamentalmente sempre nel giro dei convocati della rappresentativa Serie D, che a marzo affronterà il torneo di Viareggio, e Costa Pisani ha buone chance per rientrare nel filotto del lotto dei convocati. Ovviamente poi vedremo quali saranno le scelte
parte dello staff tecnico della rappresentativa Serie D. Pistoiese e Piacenza reduce entrambi da 2 vittorie interne, maturate però in condizioni differenti. Tra poco ve lo raccontiamo, intanto attenzione, seguiamo subito la Pistoiese in avanti, c'è lo stacco di testa da parte di Risk, la palla resta lì, in qualche modo riesce a liberare dalla difficoltà la difesa del Piacenza. Dicevamo, Pistoiese che proprio qua al Melani settimana scorsa ha battuto il San Giuliano City 3-1, con però le cose che non si erano messe molto bene, perché dopo 50 secondi è arrivato il vantaggio dei lombardi con Barzago, poi Gennari di testa e Saporetti con la prima rete al Melani, la seconda in orange per lui, e Russo hanno completato la rimonta per il 3-1 che tiene ovviamente la Pistoiese attaccata ai piani altissimi della classifica. Per quanto riguarda invece il Piacenza, una partita iniziata non benissimo contro l'Arrovato Vertovese al Garilli, ma Nuzzi ha sbrogliato ogni difficoltà regalando i 3 punti ai lombardi, che adesso gestiscono con Puzzolu, vero motore del centrocampo, il numero 8 ex Prosesto, chiuso da Biagi, ma è ancora possesso Piacenza. Palla larga, ottima per Mustacchio, di prima, prova a velocizzare, buona palla per Manuzzi, un po' in ritardo, raccoglie a sinistra ancora il Piacenza. A riempire l'area va anche Campagna, la palla dentro, proprio per Campagna non ci arriva nessuno, e allora può ripartire velocemente la Pistoiese con Russo. Attenzione alla spina nel fianco a sinistra, Federico Russo, che può essere veramente molto bravo quando c'è da andare in ripartenza. Classe 97, l'anno scorso al Livorno. Russo, reduce dalla vittoria di un campionato, vuole ovviamente vincerne un altro qua a Pistoia. Saporetti ha spazio a destra, cerca un pallone dentro, è sempre osservato speciale dai difensori della Piacenza. Anche Saporetti ha numeri impressionanti per quanto riguarda la Serie D. È stato un anno anche capocannoniere dell'intera Serie D di tutti i gironi. Sua carriera spesa prevalentemente con le maglie di Carpi, Ravenna e Forlì, con cui ha anche avuto modo di giocare tra i professionisti. È arrivato da poco proprio dal Forlì Saporetti, pronto per segnare altri gol importanti qua a Pistoia. Ne ha già segnati 2, il primo al Melani proprio settimana scorsa contro il San Giuliano City. Se ne sono dati i primi 5 minuti di questo primo tempo, ci sono già le prime scintille tra Russo e Cabri. Sarà una bella sfida nella sfida, quella tra il terzino destro del Piacenza e l'esterno sinistro della Pistoiese. Hanno già iniziato a promettersele. E beh, insomma, anche Cabri, giocatore più giovane rispetto a Russo, è un classe 2005, ma che è stato subito attenzionato dalla dirigenza del Piacenza. L'anno scorso non è andata bene per lui, che è cresciuto calcisticamente con il Fanfulla, la squadra della sua città, Lodi. L'anno scorso la retrocessione del Fanfulla in eccellenza. Cabri però si è fatto vedere e si è conquistato le attenzioni della dirigenza piacentina, che gli ha fatto firmare un contratto importante con una piazza appunto che lotta per i piani altissimi. Costa Pisania, spazio per andare, è molto rapido il 72 della Pistoiese. Lancia Saporetti, qua non si intendono con le geometrie e soprattutto con le misure. Il 72 e l'11 della Pistoiese, però quella è una fascia molto rapida per i padroni di casa, perché Costa Pisani è molto veloce, Saporetti idem. Insomma, dovranno stare molto attenti su quel versante i difensori del Piacenza.
Eccolo Costa Pisani, subito in ripiegamento difensivo, di esperienza Mustacchio. Eccolo Mattia Mustacchio, ha spazio per andare, ne ha due davanti, Mustacchio punta l'aria, aspetta la sovrapposizione, arriva adesso il cross, ancora Costa Pisani a chiudere, angolo per il Piacenza. Due squadre che si sono affrontate anche in Serie B negli anni 90 e anche nei primi 2000, insomma due squadre che sono abituate a vivere il calcio di altissimo profilo, diciamo così. Attenzione agli inserimenti in area per il Piacenza, c'è Sbardella che ovviamente sale, sono in tanti che possono provare a far male, ovviamente c'è tanta fisicità, tanti chili dentro quel rettangolo e quindi deve fare un po' il vigile Cataldo Zito di Rossano, l'arbitro di questa sfida. Guardate quanti corpo a corpo all'interno dell'area. C'è grande movimento, parte adesso la traiettoria direttamente sul primo palo, una traiettoria a rientrare, riesce ad uscire indenne la Pistoiese, ma è un primo brivido questo dopo 8 minuti. Con una traiettoria a rientrare molto insidiosa per Giuliani, e anche i calci d'angolo saranno delle situazioni di gioco da attenzionare in questa partita, perché ci sono degli specialisti sui calci piazzati. Avete visto poco fa il Piacenza. Quando ci sarà modo di vedere un calcio d'angolo della Pistoiese potrete vedere anche tutta la qualità di Luis Maldonado. Insomma, c'è veramente tanta qualità a centrocampo e non solo tra queste due squadre. Possibilità a sinistra per Tempre, oggi preferito a Pellegrino sulla fascia sinistra. Aveva giocato un primo tempo un po' in difficoltà Pellegrino, poi si era riscosso nella ripresa. Attenzione alla palla per Biagi, il destro di Biagi! E poi Ribeiro riesce a distendersi, bel tocco a rimorchio di Russo su un'invenzione proprio di Tempre. La prima frustata all'azione, poi Russo molto bravo, come vedete anche in questo replay, a fare a spallate, a difendere il pallone. Il rimorchio per Biagi che col destro chiude bene la traiettoria, ma è molto bravo anche Ribeiro ad essere lì. Ma c'è subito un'altra chance, Federico Russo ancora una volta, occhi negli occhi con Capri. Rientra sul destro, cerca la conclusione e lascia lì per Biagi. Il centrocampista retino va da Maldonado e poi Bertolo, capitano, è vero leader dello spogliatoio, catanese, molto sanguigno, ma anche con grande personalità, sa quando mettere pressione ai propri compagni e quando invece allentarla. Anche Bertolo è uno dei grandi nomi di questa Pistoiese. Costa Pisani, palla buona per Della Latta, che però non riesce a tenerla in campo. Ecco, Simone Della Latta per esempio è uno dei giocatori, forse colui che conosce meglio gli avversari del Piacenza per quanto riguarda la Pistoiese. Arrivato a gennaio dal Grosseto Simone Della Latta, ma ha vissuto anni importantissimi a Piacenza, come per esempio quel agrodolce secondo posto nella stagione 2018-2019 in Serie C, una promozione in Serie B sfumata all'ultima giornata, il Piacenza in trasferta a Siena, mentre la competitor era la Virtus Entella, che nell'ultima giornata invece aveva vinto contro la Carrarese, di fatto ottimizzando un sorpasso all'ultima giornata, e poi la finale playoff persa contro il Trapani di Vincenzo Italiano. L'allenatore di quel Piacenza era proprio Arnaldo Franzini, l'attuale tecnico, che quindi conosce molto bene Simone Della Latta. Ci sono delle sfide nella sfida, dei destini incrociati in questa partita che veramente riportano alle corde del passato. Atterrato Federico Russo e adesso vogliono un cartellino i giocatori della Pistoiese. Guardate come si scaldano subito gli animi, la tensione è palpabile in campo.
Calcio di punizione adesso per la Pistoiese, con Bertolo che va a cercare subito Biagi, deve lottare, poi alla fine anche Biagi si ribella un po', e non lo potete vedere dall'inquadratura, ma mister Cristiano Lucarelli predica calma. Stessa cosa fa mister Arnaldo Franzini. I due tecnici sanno che è una partita dove non c'è bisogno di mettere benzina sul fuoco, perché la tensione la dà già il valore di questa partita. Maldonado, la frustata per Russo, si muove a rimorchio Biagi, arriva subito Capri in copertura, 1 contro 2 per Russo. Ancora Russo, cerca il cross, arriva Pennellato, non ci arriva Risk, raccoglie Saporetti. Si muove bene difensivamente il Piacenza, la palla è profonda. Qua però applausi per la difesa del Piacenza, che si è mossa veramente molto bene, obbligando poi all'errore all'ultimo passaggio, come avete visto, al cross, e quindi il rinvio. Affidato però a Poledri, non a Emanuele Ribeiro, che adesso va al tocco corto. Della Latta di testa, poi Puzzolu mette ordine e quindi può ripartire adesso il Piacenza sulla sinistra. La verticalizzazione di Bertin a cercare Mustacchio, ha spazio per andare il numero 7, va Mustacchio, cerca il destro Biagi, bravissimo in copertura e ripiegamento all'ultimo, e ha spazio adesso Bertolo per andare. Esce dalla zona di competenza, poi si avventura in un possesso palla un po' prolungato, va a dargli una mano un onnipresente Simone Biagi, che si prende ovviamente gli applausi del pubblico, perché effettivamente Simone Biagi in questa situazione di gioco è stato bravo sia in ripiegamento difensivo a chiudere su Mustacchio e poi a dare una mano a Bertolo, conquistando una rimessa con le mani. Una partita molto equilibrata, con però veramente tante belle storie all'interno di questa sfida. È ovvio che i tifosi del Pistoiese e Piacenza oggi sono terribilmente ancorati al presente, a quello che può produrre l'effetto di questa partita. Tutto il resto è solo rumore di fondo, e lo possiamo capire, però poi c'è anche la filosofia e tutto quello che è la storia che porta a una partita del genere. Calcio di punizione adesso per il Piacenza, qua aggredito alle spalle Francesco Manuzzi. Altro attaccante molto interessante, punta centrale, classe 94, quest'anno compirà 32 anni, nato a Cesena ma arrivato a gennaio dal Forlì, giocato anche con Ravenna e Alcione nelle ultime stagioni. Bel pallone dentro, libera la difesa della Pistoiese. Attenzione, perché adesso gli ospiti sono un pochino scoperti, c'è la possibilità per la ripartenza. Maldonado, largo, un po' troppo lungo per Saporetti, che comunque recupera. Lo sterzata di Saporetti, e poi recupera molto bene la difesa del Piacenza. Rumoreggia il pubblico del Melani, che voleva forse una gestione di questa ripartenza un po' più cinica. Maldonado molto bravo nella ripartenza palla al piede, poi forse ha allungato un po' troppo il passaggio per Saporetti, facendogli perdere quel secondo in più che ha consentito la ripartenza e il rientro soprattutto della difesa del Piacenza. Pallone in verticale, poi Gennari di testa
a rimettere fuori. Mustacchio, lo scontro con Bertolo che poi gli dice di alzarsi. Insomma, ci sono anche queste situazioni di gioco in campo. Biagi, c'è spazio largo per Saporetti, Costa Pisani in sovrapposizione. Saporetti cerca qualcuno dentro l'area, Della Latta stoppa, non ha spazio per il tiro, lo scarico per Costa Pisani, dentro nel mezzo, la palla è lì, ancora per Saporetti che è andato ad esultare sotto la propria curva ma aveva già fischiato l'arbitro. Saporetti, guardate, è una furia, va dall'assistente dell'arbitro che aveva alzato la bandierina per un fuorigioco, e questo è il motivo del fischio dell'arbitro. Da capire meglio poi, magari anche con l'ausilio del replay capiremo meglio, anche se c'è molta difficoltà. Lucarelli è andato subito a parlare con l'altro assistente. Qua il pallone per Della Latta, lo scarico, il cross di Costa Pisani e poi sul tocco forse qua insomma non è facile capire, forse Saporetti era qualche centimetro fuori dalla linea dei difensori, dell'ultimo difensore del Piacenza. Effettivamente aveva fatto il movimento per andare ad aggredire il secondo palo e forse è rimasto in quella posizione lì. Chiaramente questa non è la posizione migliore per la telecamera per poter capire meglio. Qua è difficile capire. Da questa situazione mi prendo la responsabilità di dire che sembrerebbe oltre la linea, però poi c'è la posizione di Cabri che forse potrebbe tenerlo in gioco, ma insomma non si vede benissimo, è difficile giudicare da qua. Comunque Saporetti è stato colto in posizione irregolare e allora strozzato in gola l'urlo dei quasi 3000 del Melani. Maldonado, poi a centrocampo c'è questa lotta veramente molto dura. La chiusura su Mustacchio, la rimessa con le mani è per il Piacenza. Siamo al minuto 19 di questo primo tempo. Veramente molto bello vedere un clima così allo stadio, l'attaccamento per le proprie città oltre che per le proprie squadre, i tifosi di Pistoiese e Piacenza. Il rinvio di Bertin, però subito la rimessa con le mani veloce da parte della Pistoiese che vuole velocizzare le manovre. C'è possibilità adesso per Mustacchio. Adesso capiamo un attimo perché la punizione è per la Pistoiese, quindi può ripartire la squadra di casa. Cerca subito il tocco di testa Russo, arriva De Vitis a chiudere, poi un lancio un po' impreciso, un avvio un po' in ombra di De Vitis, uno dei centrocampisti più interessanti del Piacenza. Serve forse qualcosa in più da parte sua in questa prima frazione. Attacca la Pistoiese, Maldonado dentro sul secondo palo, Russo, contatto con Cabri, poi arriva Sbardella a dire qualcosa a Federico Russo e a farsi sentire il leader della difesa piacentina. Comunque, come abbiamo detto anche in apertura, la sfida nella sfida tra Russo e Cabri sarà un leitmotiv che si ripeterà molto nel corso di questa partita. Ribero, lungo dove ci sono soltanto maglie arancioni, poi una pallonata direttamente sul volto di De Vitis che cade a terra, lo possiamo capire.
All'andata a settembre è finita 2-2 tra Piacenza e Pistoiese. Al Garilli vantaggio di Venturini, poi Puzzolu e Mustacchio l'avevano ribaltata. È servito un gol di Gennari al 70° per fissare il risultato sul 2-2. Lo scorso anno doppia vittoria pistoiese sia a Piacenza che a Pistoia. L'ultima vittoria del Piacenza in casa risale al 2021, 2-0, ma per vedere una vittoria del Piacenza al Melani bisogna andare molto indietro nel tempo, al 2016 addirittura. Era Serie C, il Piacenza vinse 2-1 a Pistoia e in panchina c'era sempre Arnaldo Franzini. Che poi è stato a Piacenza di fatto dal 2015 al 2020, prima di lasciare con quella memorabile agrodolce, diciamo, stagione 2018-2019 che abbiamo ricordato prima. Secondo posto, primato perso all'ultima giornata per il Piacenza e poi finale playoff persa contro il Trapani, doppia delusione, una stagione trionfale conclusa però non nel migliore dei modi, appunto dalla squadra di Franzini, che poi è tornato quest'anno a Piacenza. Franzini ha una storia molto particolare perché da calciatore è stato il capitano e uno dei capisaldi dello storico Brescello, che fece veramente impazzire l'Italia negli anni 90, dai dilettanti alla Serie C1, con una storica partita di Coppa Italia, 16ª di Coppa Italia nel 97 contro la Juventus di Marcello Lippi. All'andata non si giocò a Brescello per motivi di capienza evidenti, si giocò a Reggio Emilia, al Giglio. Il vantaggio a sorpresissima fu proprio del Brescello, segnò proprio Arnaldo Franzini, pareggiò Antonio Conte per la Juventus, che poi al Delle Alpi non fece storia. 4-0 per i bianconeri, ma restò nella storia del Brescello quella partita di Coppa Italia contro i bianconeri. E poi per Franzini una carriera da allenatore partita in promozione, arrivata fino ai professionisti con la Pro Piacenza inizialmente e poi, come detto, con il Piacenza dal 2015 al 2020. Insomma, un'altra storia veramente di calcio di provincia, di periferia possiamo definirla, quella di Arnaldo Franzini, che resta scolpita nella storia sia del Piacenza ma anche da calciatore, come detto, dello storico Brescello, la città, il paese di Peppone e Don Camillo. Grande frustata in verticale di Saporetti, che scatta, lascia lì l'avversario, poi il buon ritorno da parte di Bertin, che si rifugia, anzi evita addirittura il calcio d'angolo e si prende anche gli applausi dei suoi difensori, dei suoi compagni di squadra, perché qua Saporetti lo aveva inizialmente fatto fuori nello scatto, ma ha ripreso molto bene Bertin. 25 sul cronometro, equilibrio sostanziale, più occasioni lato pistoiese che Piacenza, ma fondamentalmente una partita giocata su ritmi molto alti e godibile fino a questo momento. Federico Russo, controllo un po' da rivedere, allora riparte il Piacenza, sovrapposizione di Cabri che va da Mustacchio, il capitano alza questo pallone e lo porta ancora a destinazione, rimessa con le mani per gli ospiti. Eccolo Cabri, cresciuto calcisticamente con il Fanfulla, ragazzo di Lodi, e con il Fanfulla ha avuto tutte le esperienze in prima squadra fino a questa stagione. Quest'estate poi la firma con il Piacenza. Rischia qua in questo passaggio orizzontale Bertin. Campagna retrocede per prendere il pallone, poi restituisce a Bertin. Giro palla tranquillo del Piacenza, che vuole organizzare chiaramente questa situazione di gioco senza forzare la mano. Uno dei dettami tattici di Arnaldo Franzini, che fa del calcio offensivo ma ragionato uno dei suoi punti di forza.
lo ha detto anche nella conferenza stampa pre-partita, non possiamo permetterci di andare a Pistoia a speculare sul risultato. Effettivamente il segno X in questa partita non farebbe bene né all'una né all'altra, in chiave corsa primato. Anche perché, come detto, il Lentigione gioca in casa della Rovato Vertovese, impegno assolutamente non facile. Sulla carta più semplice, ma solo fra virgolette, la gara del Desenzano in casa contro il Progresso. In questo momento il Desenzano pareggia 1-1 contro il Progresso, ancora inchiodato sullo 0-0 anche la gara tra Rovato Vertovese e Lentigione. Quindi per ora la classifica è tutta in stallo. Messa con le mani, sfruttata non benissimo dai padroni di casa, e allora Ribeiro rischia tantissimo in questo rinvio sulla pressione alta di Kamal Risk, e allora rimessa con le mani subito per la pistoiese. Qua Kamal Risk è andato subito a dare noia a Ribeiro, calciatore arrivato dal Chisola, punta centrale marocchina con esperienza da vendere, veramente anche lui con un curriculum molto importante. Federico Russo, passano da lui molti dei palloni offensivi della Pistoiese, palla orizzontale per Della Latta, raccoglie Saporetti, la sovrapposizione, cross dentro, chiude bene la difesa del Piacenza, e poi Maldonado in controbalzo, traiettoria finissima tra le braccia di Ribeiro. Ribeiro, portiere molto interessante, classe 2006, arrivato in prestito dal Torino, ha esordito con la squadra della sua città, l'Alba, e poi l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie D da titolare al Bra, giocando di fatto 39 partite su 40 dell'intera stagione. Il Bra l'anno scorso è uscita in semifinale di pool scudetto contro il Livorno, stagione trionfale per i piemontesi. Il Torino ha deciso di dargli un'altra possibilità in prestito a Piacenza, ma ovviamente gli occhi dei Granata sono sempre su questo portiere anche in chiave futura. Ribeiro, Franzini ci sta puntando forte, verticalizzazione per Mustacchio, sempre con grande qualità all'aggancio, qua poi difficoltà ma riesce comunque a gestire molto bene il pallone, aspetta la sovrapposizione di Capri, chiude la difesa della Pistoiese, alla fine la rimessa è per gli Orange. Della Latta, largo per Costa Pisani, eccolo qua il 72, largo ancora per Simone Saporetti, al solito scatto di Saporetti, si porta però il pallone sul fondo. Simone Saporetti agisce molto largo, poi cerca sempre di convergere al centro, molto rapido. Saporetti, attenzione dall'altra parte però, Mustacchio con il destro in ripartenza, grande verticalizzazione della Piacenza, velocemente Giuliani in angolo, possibilità adesso dalla bandierina per il Piacenza, sul pallone va Poledri, la traiettoria sarà presumibilmente ad uscire, a meno che non vada a corto da Mustacchio, ma Mustacchio si allontana.
E allora occhio a Poledri, grande densità in area, palla presumibilmente sul secondo palo, va Poledri profondo, palla che resta lì, il destro da parte di Martinelli, ma c'è la possibilità adesso per la ripartenza pistoiese. Russo converge, sale Biagi, la palla è per lui, Simone Biagi entra in area, Biagi alto, altra chance importantissima per la pistoiese. E avete visto i ribaltamenti di fronte nel giro di 2 minuti, prima Pistoiese in avanti, ripartenza Piacenza con Mustacchio e Giuliani che salva in angolo, dal successivo calcio d'angolo nuovo ribaltamento di fronte e Biagi flirta con il vantaggio, palla alta, anche in questo caso il contropiede dettato da Federico Russo. Insomma, una partita che vive di momenti, molto divertente, anche molto sia tattica che tecnica. L'unico dubbio rimane sulla posizione di Simone Saporetti in occasione del gol annullato alla Pistoiese, una cosa di cui si discuterà anche a fine di questa partita. Per il resto una partita veramente molto equilibrata. Il fisico di Bertolo che si aiuta anche con le braccia, ma alla fine senza fallo secondo l'arbitro, e quindi altra chance, altra gestione palla per la Pistoiese. Luis Maldonado con il contagiri per Simone Biagi che alleggerisce per Tempre, cambio di gioco anche questo molto preciso per Saporetti, ha cercato il controllo a seguire Simone Saporetti senza riuscirci. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Saporetti viene da stagioni veramente molto importanti in doppia cifra. L'anno scorso al Carpi in Serie C, con cui l'anno prima aveva vinto il campionato di Serie D, segnando ben 21 reti in 29 partite, anche se la sua miglior stagione risale alla stagione 21-22 a Ravenna, 30 partite in 30 reti in campionato. Intanto qua primo giallo della partita, ammonito Simone Biagi per un intervento a centrocampo, se non vedo male su Poledri. No, Poledri è in piedi su Campagna. Sì, Campagna al check fisico. Con Simone Biagi, l'arbitro ha dato il cartellino giallo. Dicevamo appunto Saporetti 28 gol in Serie D 21-22, considerando i playoff arriviamo a 30 con la maglia del Ravenna, considerando anche la Coppa Italia si arrivò a 32 in quel caso. È stata la sua miglior stagione, però appunto un calciatore che in Serie D è andato sempre in doppia cifra, spesso andando anche oltre il muro delle 20 reti, e dopo una stagione e mezzo in Serie C di fatto, l'anno scorso a Carpi e quest'anno ha iniziato a Forlì, ha deciso di tornare in D a Pistoia, dopo 5 partite già 2 gol in campionato. Insomma, diciamo che si ricorda come si fa in questa categoria. Ovviamente dall'altra parte non c'è neanche da presentare Mattia Mustacchio, attaccante del Piacenza, classe 89, ma di fatto con una carriera tutta spesa tra Serie A e Serie B. L'esordio in Serie A alla Sampdoria nella stagione 2008-2009, poi Ancona, Varese, Vicenza, Pro Vercelli, Perugia, Carpi, Crotone con la promozione dalla B alla A, e poi anche alcune stagioni in Serie C con Pro Vercelli, Cesena e Albino Leffe. Quest'anno scende per la prima volta in carriera in Serie D a Piacenza. Insomma, una carriera veramente importante quella di Mustacchio, mentre Manuzzi, il numero 17, anche lui arrivato dal Forlì, esattamente come Saporetti dall'altra parte,
Manussi, che di fatto ha deciso la gara di settimana scorsa contro l'Arovato Vertovese, vittoria 1-0. Mister Franzini ha detto non ci è capitato spesso durante questa stagione di vincere di misura, avremmo dovuto farlo più spesso, in questo insegna il Lentigione, ed effettivamente il Lentigione è là in cima alla classifica grazie anche a molte vittorie di misura, un po' speculando anche fra virgolette sul risultato. I campionati si provano a vincere anche così, ovviamente. Gennari è andato largo in gestione palla della Latta, Costa Pisani, e allora va spesso su quel versante la Pistoiese quando deve costruire, e lo fa anche in questo caso. Largo Federico Russo, la sovrapposizione del compagno, Russo converge al centro, cerca la conclusione, anche questa volta a rientrare sul destro, palla alta, però Russo continua ad aver qualcosa da dire, si battibecca spesso a rotazione con i difensori del Piacenza. Evidentemente ci deve essere un po' di, come si dice anche in NBA, trash talking tra l'attaccante ex Livorno e i 4 di difesa del Piacenza. Mustacchio in mezzo a due, Costa Pisani va a dare la spallata vincente perché poi conquista il pallone. Eccolo Costa Pisani, approccio giusto alla partita del 72, che poi alleggerisce la pressione nella zona di Gennari. È stato decisivo Gennari nella gara contro il San Giuliano City per la Pistoiese settimana scorsa, perché il suo colpo di testa ha pareggiato una partita che poteva diventare tremendamente complicata per gli Orange. Su calcio d'angolo, frustata di testa, gol del pareggio, e su quel pareggio poi la squadra di Lucarelli ha costruito la rimonta. Andiamo a dare uno sguardo anche agli altri risultati che sono di fondamentale importanza in questo testa a testa a distanza. Il Desenzano sempre 1-1 sul progresso, Rovato Vertovese e Lentigione ancora sullo 0-0. Si mantiene l'equilibrio nelle primissime posizioni di questo girone D di Serie D, che sarà assolutamente da seguire fino all'ultimissima giornata, anche perché tra 7 giorni si rinnova un menù veramente molto interessante. L'8 febbraio il Piacenza tornerà al Garilli per affrontare il San Giuliano City. Per la Pistoiese sarà ospite di una squadra assolutamente scomoda come la Pro Palazzolo, che in casa è una delle squadre migliori di questo campionato, mentre il Lentigione e Desenzano si incroceranno al Lentigione. Insomma, sarà una giornata a spartiacque pure quella dell'8 febbraio, ma prima ci sarà da vivere questa fino alla fine. Russo cerca di entrare in area di rigore, non ci riesce, allora riparte il Piacenza, poi qua bravo Puzzolu, anzi pardon, Sbardella a conquistare il calcio di punizione e quindi ad alleggerire la pressione difensiva del Piacenza. Cornice di pubblico che riempie il cuore vederla, insomma, perché a Melani si vede veramente un sold out importante con, lo ricordiamo, anche 300 tifosi arrivati, circa 300 da Piacenza, ed è veramente una bellissima cosa per il calcio italiano vedere che anche piazze di provincia come Pistoia e Piacenza hanno comunque realtà vive anche dal punto di vista della tifoseria, ed è questo il bello della Serie D. Ovviamente due piazze che puntano e ambiscono ogni anno, ma mai come quest'anno, in maniera importante al professionismo. Il professionismo solo, ovviamente se si parla di categoria, perché poi dal punto di vista della fattualità Pistoia e Piacenza vivono già di professionismo, dal punto di vista dell'approccio alle partite, dal punto di vista dell'approccio alla settimana. Insomma, la professionalità dei giocatori in campo, delle società,
a tutti gli effetti una professionalità di alto livello. Gennari gestisce palla, siamo arrivati al 42 di questo primo tempo, partita in cui regna l'equilibrio. Le occasioni migliori in questo primo tempo le ha avute la Pistoiese. Il Piacenza ha avuto due occasioni, una in apertura di questa partita su calcio d'angolo, una traiettoria a rientrare di Poledri e poi una ripartenza di Mustacchio, ben difesa da Giuliani. Per il resto però invece le occasioni più importanti le hanno avute gli Orange, anche se in questi ultimi 7-8 minuti stiamo vedendo un netto equilibrio in campo. Partita che vive anche di fase di studio, ovviamente. Riesce a tenere vivo il pallone Costa Pisani e poi va in retrocessione Saporetti per chiamare il triangolo. Non si intendono il 72 e l'11 della Pistoiese, che comunque guadagnano un nuovo possesso. Oggi tra l'altro il Piacenza, che alle prese con un qualche defezione, manca Togordò, squalificato, non è al massimo anche Lorchi Panizza in panchina. Attenzione dall'altra parte, possibilità per il Piacenza, reclama il calcio di rigore, tutta la panchina ospite, tutta la panchina in piedi per questo contatto al limite dell'area di rigore. Altra occasione che dovremo rivedere con l'ausilio del replay per capire meglio. Altra scintilla che infiamma questa partita. Lascia correre l'arbitro. Biagi, Bertolo allarga a destra, possibilità ancora per Costa Pisani, anche se la difesa del Piacenza è tutta schierata, tutti e 11 dietro la linea della palla. Baricentro piuttosto basso in questa fase di partita per gli ospiti. Il velo di Risk per il compagno e poi retrocede addirittura Mustacchio a recuperare questo pallone. Ancora Bertolo che sovrasta tutti fisicamente e poi Costa Pisani sull'esterno. Continua a protestare la panchina del Piacenza per l'occasione di poco fa, che magari dopo avremo modo di rivedere. Intanto attenzione al cross nel mezzo, pallone spazzato via dalla difesa del Piacenza. Poi Maldonado, Maldonado al volo, di fatto regala il pallone agli ospiti, ha cercato di velocizzare subito la manovra. Qua intanto state rivedendo, no? L'occasione di poco fa con un contatto e a velocità normale è difficile. Qua Maldonado allarga un braccio, intanto c'è un capannello davanti alla panchina di Franzini tra l'arbitro, il mister del Piacenza e il capitano Mustacchio. Probabilmente si sta ancora parlando dell'occasione di un minuto fa con quel braccio di Luis Maldonado un po' largo sull'avversario. Ovviamente sono tutte occasioni al limite, così come il gol di Saporetti annullato dall'altra parte. È una gara che vive anche di questi momenti. Si giocherà ancora per 60 secondi, un minuto da recuperare. Con il Piacenza in avanti. Fallo in attacco, qua è Bertolo a commettere fallo. E allora attenzione, perché mancano 30 secondi al termine di questo primo tempo e il Piacenza ha potenzialmente l'ultima palla gol di questa prima frazione. Sale Martinelli, sale Sbardella, salgono un po' tutte le torri De Vitis del Piacenza, con lo specialista dei calci piazzati Poledri che va da palla inattiva.
Eccolo Poledri, traiettoria arcuata sul secondo palo, esce Bertolo a spazzare via e su questa occasione cala il sipario sul primo tempo. Pistoiese 0, Piacenza 0, e allora a tra pochissimo con il secondo tempo, ma restate con noi perché nell'intervallo sentiremo anche le parole dei protagonisti dietro le scrivanie di Pistoiese e Piacenza, perché parleranno i direttori sportivi. Insomma, state con noi perché all'intervallo parlano anche i DS di Pistoiese e Piacenza. Per ora all'intervallo è 0-0. Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese. Oggi Pistoiese Piacenza, partiamo con uno sguardo al passato, perché Piacenza per Taibi non sarà mai una piazza come le altre, immagino. No, anche perché sono cresciuto calcisticamente lì, anche come uomo, perché avevo 22 anni, sono stato alla fine a 27 anni. Ho tenuto il primo anno di Serie A, ho giocato a Piacenza, abbiamo vinto il campionato a Piacenza e poi ho anche casa lì. È chiaro che quando vado a Piacenza sono a casa, però il calcio è per 90 minuti e per me esiste solo. Adesso appunto non c'è tempo di pensare al passato, si pensa al presente. Chiedo anche a lei, come ho chiesto al mister, come è stata questa settimana, come avete vissuto e più in generale in quest'ultimo mese. È stato un mese di grande lavoro per lei, perché immagino insomma due ingressi in entrata molto importanti a livello di acquisti, un movimento di mercato sempre molto attivo per la Pistoiese in questo gennaio. Ma è chiaro che sono squadre molto attrezzate come Piacenza, ci sono Desenzano, Sesto, Lentigione stesso, e noi veniamo da un buon ciclo di partite positive come le altre e abbiamo pensato di potenziarci, ma l'hanno fatto anche gli altri, perché gennaio devi mettere qualcosa che magari non è andata bene fino a quel momento lì, però è un mercato di riparazione, non è un mercato come luglio. E quelli che abbiamo preso oggi hanno dato. Ultima battuta, non sul campionato ma sulla Coppa Italia. Voi ovviamente avete l'obiettivo del campionato, ma la Coppa Italia adesso sta diventando un obiettivo a tutti gli effetti, visto che insomma è diventato un traguardo importante il raggiungimento di una finale contro un'altra grande squadra come l'Ancona. Sì, è sempre un trofeo importante, una competizione, poi al di là di una eventuale Coppa in bacheca, l'anno scorso grazie a questa manifestazione la venne andato su, quindi non devi lasciare nulla al caso. È chiaro che giocheremo contro una squadra molto molto attrezzata, ben allenata e non sarà facile. Grazie. Direttore sportivo del Piacenza, Carlo Maria Zermaniani, le chiedo quanto della stagione del Piacenza passa da questa partita di oggi. Ma sappiamo che è un'importante crocevia della nostra stagione, sicuramente è una partita determinante che ci potrebbe permettere di rimanere agganciati al treno di testa. Davanti vediamo che nessuno molla e quindi sicuramente quella di oggi diventa una partita determinante per il nostro percorso da qui alla fine del campionato. È stato, come anche per la Pistoiese, pure per voi, un gennaio molto caldo con tanti arrivi, l'ultimo in ordine cronologico, anche se da un po' che si stava allenando con voi, è Raul Asensio. Ci spiega insomma il lavoro che avete fatto a livello dirigenziale per rinforzare la squadra? Sì, diciamo che la squadra ha avuto un girone d'andata in crescendo, abbiamo terminato comunque al secondo posto a ridosso della vetta, abbiamo cercato di colmare quelle che erano un po' le lacune che avevamo mostrato nel girone d'andata. L'arrivo di Asensio segue quelli di De Vitis e di Manuzzi, che si sono già integrati col nostro gruppo e che oggi giocheranno titolari, quindi l'obiettivo insomma è stato quello di cercare di migliorare quella che è la nostra rosa per cercare di centrare il nostro obiettivo. Uno dei punti di forza, forse credo, del Piacenza quest'anno è il pubblico, attesi 300 persone qui al Melani, insomma c'è tanta partecipazione nel mondo Piacenza attorno alla squadra. Certo, sappiamo che i nostri tifosi ci seguono sempre numerosi, non solo in casa ma anche in trasferta, anche oggi saranno in tanti qui al Melani e cercheremo di ricompensarli con una prestazione importante.
Di nuovo in diretta dallo stadio Marcello Melani di Pistoia per Pistoiese Piacenza, al rientro dall'intervallo dopo un primo tempo che è stato molto equilibrato, molto tirato, senza però che ci siano state una o l'altra a prevalere. E allora si riparte a schieramenti invertiti, non ci sono stati cambi all'intervallo, si riparte con gli stessi 11. E allora Pistoiese con Giuliani, 4-3-3, Costa Pisani a destra, Gennari e Bertolo centrali e Tempre a sinistra, e poi Maldonado al centro del centrocampo, Della Latta e Biagi ai lati di Maldonado, con Russo, Risk e Saporetti a completare il tridente. Dall'altra parte 4-3-1-2 per il Piacenza di Franzini, Ribeiro tra i pali, Cabri a destra, Bertina a sinistra, Sbardella e Martinelli centrali, con Puzzolu, Poledri e De Vitis a centrocampo e Campagna alle spalle della coppia Manuzzi-Mustacchio. Questo è lo schieramento dei 22 in campo, con però tante frecce nell'arco di Lucarelli ma anche di Franzini, perché la Pistoiese, oltre al portiere di riserva Magalotti, può contare su Pellegrino, Accardi, Rajcevic, che in attacco potrebbe far comodo magari a gara in corso nel corso del secondo tempo, e poi Massimiliano Rossi, Francesco Campagna, Montalto, Cuomo e Sangaré, mentre per il Piacenza, oltre al secondo portiere Colgecai, anche Abba, Zaffalon, Silva, Stefano D'Agostino, che tra l'altro è il miglior marcatore del Piacenza, oggi non al meglio fisicamente e quindi parte dalla panchina, così come David Lortipanizze, difficilmente lo vedremo in campo, è rimasto in dubbio fino all'ultimo, e poi Mazzaglia, Garnero e Raúl Asensio. Vedremo se ci sarà la possibilità di vedere subito, già da oggi, l'esordio ufficiale di Raúl Asensio con la maglia della Piacenza, come detto ufficializzato il 30 gennaio, quindi fondamentalmente 2 giorni fa, ma si stava allenando già da diversi giorni con la squadra di Franzini, e poi appunto è arrivata la firma ufficiale, l'annuncio al termine di questa settimana. Rimessa con le mani adesso per la Pistoiese, sotto gli occhi di Cristiano Lucarelli. Oggi è arrivata tutta la sua famiglia qua al seguito per vedere questa partita, o meglio non proprio tutta la sua famiglia, suo fratello Alessandro, chiaramente non suo figlio, che invece è impegnato con la squadra della Pro Livorno, squadra che gioca in eccellenza toscana. Però Alessandro Lucarelli, anche lui un passato da calciatore professionista, legato prevalentemente al Parma, oggi qua al Melani per vedere la Pistoiese di suo fratello. Tra l'altro Alessandro Lucarelli, anche lui ha vinto un campionato di Serie D con il Parma, era l'anno della ripartenza dopo il fallimento. Poledri, largo per Puzzolu, ancora Poledri, una qualità a centrocampo sopraffina per la squadra di Franzini, che infatti gestisce molto a centrocampo. Pallone verticale, Campagna fa sportellate, poi ha cercato il tocco di testa per Bertin, in qualche modo recupera però Saporetti, attenzione perché ha spazio per andare ed è molto veloce Simone Saporetti. Palla per Risk, controlla col sinistro, cerca di andare via al difensore senza riuscirci, rimessa Pistoiese, si riparte un po' sullo stesso leitmotiv del primo tempo, ovvero grande equilibrio, ma attenzione perché può succedere di tutto da un momento all'altro in una partita che vive di momenti. Altro pallone dentro l'area di rigore, Costa Pisani, Maldonado, ancora Costa Pisani, un controllo un po' difficoltoso per il 72, non ha problemi a spazzare via la difesa del Piacenza. Ping pong aereo a centrocampo, mette ordine Mustacchio che
cambia passo Bertolo, li si frappone e poi ancora Costa Pisani a dare una mano al proprio capitano Bertolo, che poi va a lungo. Cabri, verticale, sbaglia il passaggio, il 19 della del Piacenza, pardon, e quindi può ripartire la squadra di casa. Siamo andati all'intervallo con l'equilibrio sostanziale anche tra Desenzano e Progresso 1-1 e tra Rovato Vertovese e Lentigione 0-0. Uno sguardo anche dagli altri campi: Cittadella Vismodena, Sant'Angelo sull'1-0, la Prosesto in vantaggio a Crema 1-0, così come la Pro Palazzolo in vantaggio a Sasso Marconi, Tropical Coriano in vantaggio 1-0 sulla Trevigliese, appunto sul risultato di 1-0, mentre persiste lo 0-0 tra Imolese e Tuttocuoio in questo 22esimo turno del girone D di Serie D. È da capire anche quando e come opereranno delle sostituzioni mister Lucarelli e Franzini, perché come detto ci sono dei pezzi da 90 nelle panchine di Pistoiese e Piacenza, con, come abbiamo detto all'inizio di questo secondo tempo, un potenziale esordio, quello di Raul Asensio nelle fila del Piacenza. Biagi anticipato, e allora sono gli ospiti che adesso hanno spazio e campo per andare, con Alessandro De Vitis che mette ordine a centrocampo. Scambio nello stretto poi De Vitis fermato da Maldonado, che esce bene. È da solo Russo nella manovra, aspetta i compagni, cerca qualcuno però nessuno lo segue. Allora tutto facile per Poledri per far ripartire i suoi. Quasi un po' di stallo di questa partita all'inizio di questa ripresa. Qua Russo aveva fatto una buona cosa andando in verticale, palla al piede, però nessuno degli altri due attaccanti lo ha seguito. Con calma il Piacenza, abbassando i ritmi del battito cardiaco di questa partita per poi dare la frustata negli ultimi 20 metri. Come in questo caso, Poledri in mezzo alle maglie arancioni, largo a destra, si fa vedere di nuovo, eccolo qua il 23. Poi perde una palla sanguinosa De Vitis. Per sua fortuna è tutta schierata dietro la Pistoiese, con il solo Russo che da solo può far poco. Allora altra rimessa per il Piacenza. Squadra reduce da una vittoria importante contro il Rovato e più in generale da 2 vittorie consecutive, perché l'ultima trasferta ha prodotto uno 0-3 ad Imola con reti di Manuzzi, D'Agostino e Mustacchio. D'Agostino ha segnato il suo 9º centro in campionato. Senza però poter essere schierato titolare oggi, appunto probabilmente non al massimo della condizione. Possibilità adesso per la Pistoiese, destro secco di Russo, deviato, angolo per gli Orange, che rispondono così con Russo. Allora possibilità adesso dalla bandierina. Guardate quanta densità sul primo palo per ostacolare la visibilità di Ribeiro. Pallone proprio su quella mattonella, raccoglie Biagi, anzi Della Latta, poi cerca la conclusione. Molto brava la difesa del Piacenza nel chiudere ogni spazio. Qua Della Latta si è girato e ha calciato, in posizione, in equilibrio un po' precario. Rimessa Piacenza. Come dicevamo, D'Agostino il miglior marcatore del Piacenza. Per la Pistoiese invece è Federico Russo, che domenica scorsa con il 3-1 finale contro il San Giuliano City ha siglato la rete numero 10 del suo campionato, andando poi a competere pure per
la classifica marcatori, perché in questo momento sopra di lui c'è soltanto Brighenti del Desenzano, se si guarda alla classifica di girone, e tra Russo e D'Agostino c'è Banfi della Prosesto, appaiato proprio D'Agostino con 9 centri. Insomma, questo per far capire anche la qualità, il peso offensivo in campo oggi. Sotto D'Agostino oggi in panchina c'è Mustacchio per il Piacenza, a quota 7 reti in campionato. Mattia Mustacchio. Ha iniziato non su altissimi ritmi questo secondo tempo. Ovviamente è una partita, come detto, che vivrà fino alla fine di momenti, e anche in questo caso. Poi Maldonado cerca la ripartenza, strattonato da dietro da Bertin, e tutto il Melani rumoreggia perché voleva il cartellino giallo nei confronti del numero 34 del Piacenza. Tanto potete vedere questa partita in diretta su Vivo Azzurro TV e sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, con anche i partner Corriere dello Sport e Tutto Sport, media partner della Lega Nazionale Dilettanti, che ogni settimana vi propone i migliori match di Serie D, e anche quest'anno una partnership che si rinnova, e soprattutto un servizio che vi può far vedere gratuitamente ogni settimana la miglior partita d'Italia in Serie D. Oggi ovviamente gli occhi sono puntati su Pistoiese Piacenza. Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Settimana prossima, il 7 febbraio, a Caldiero andrà in scena la gara tra Caldiero Terme e Chievo Verona. Il 15 febbraio ribollirà il Granillo di Reggio Calabria per un'altra gara eterna, quella tra Reggina e Messina. Il menù di febbraio è chiuso dalla gara tra Fidelis-Andria e Città di Fasano, altra gara che in Puglia, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Pallone verticale, spazza via la difesa del Piacenza, batti e ribatti un po' confusionale, ma alla fine sono sempre gli ospiti in possesso palla. Retropassaggio per Ribeiro, che viene un po' messo in difficoltà. Alla fine il possesso è per il Piacenza, che andrà con Sbardella, difensore centrale, che comanda il reparto arretrato dei 4 del Piacenza. Ancora Costa Pisani a chiudere su Mustacchio, recupera il numero 7 che ha esordito in prima squadra con la Sampdoria in Serie A, era la stagione 2008-2009. Mattia Mustacchio, poi tanta Serie B per lui. Lui è un classe 89 e questa è la sua prima stagione in Serie D dopo una vita passata tra i professionisti. Bertin va al cross, raccoglie Poledri, ottimo l'aggancio, ha spazio per andare verticalmente. De Vitis, non si intendono però i due centrocampisti. Allora Maldonado si frappone ancora una volta Poledri, tunnel elegantissimo su Costa Pisani, che in realtà perde forse il primo duello della sua partita. Poi recupera ancora una volta però il Piacenza. Bella palla per Cabri, che ha spazio per andare sulla destra. 1 contro 1 con Tempre. Tempre viene superato, arriva il cross di Cabri sul primo palo Manuzzi. La palla però era già uscita lateralmente. E anche Tempre in questo momento sta facendo vedere buone cose. Era partito dalla panchina nella gara contro il San Giuliano City Michele Tempre. Di fatto si alternano loro due, Pellegrino e Tempre, come terzini sinistri della Pistoiese. Lui che è arrivato in prestito dalla primavera dell'Empoli a gennaio, dopo aver iniziato
il campionato con la maglia del Pontedera, poi appunto il ritorno ad Empoli che lo ha girato alla Pistoiese per questa seconda parte di campionato. Verticalizzazione buona per Risk, poi Russo, ma c'è l'anticipo e quindi Ribeiro. Campagna recupera e poi buona palla per Mustacchio che si allarga aspettando che salgano i propri compagni. Mustacchio ne ha sempre due addosso. Palla sul destro, cerca il cross e poi attenzione perché stava arrivando Puzzolo a dare una mano. Recupera però bene adesso la Pistoiese con Risk. Maldonado. Gennari. Poi senza problemi dalle parti del portiere Orange. Pistoiese che può contare su una coppia di difensori centrali di grande spessore. Abbiamo già ricordato il classe 91 Bertolo capitano, uno dei pochi rimasti dalla scorsa stagione a Pistoia. È arrivato in estate invece Mattia Gennari dopo aver vinto il campionato a San Benedetto del Tronto l'anno scorso in Serie D, appunto arrivato dalla San Benedettese, classe 91 pure Gennari. Ha giocato tanti anni tra Serie D e Serie C, vestendo tante maglie, l'ultima delle quali appunto alla San Benedettese, l'ultima tra i professionisti invece all'Aquila Montevarchi fino al gennaio del 23, per poi passare per un periodo al Nardò. Mustacchio, era buona l'idea, recupera Bertin, la sterzata, ancora Bertin, flipper che lo favorisce momentaneamente perché poi arriva Bertolo a dire tranquilli, qua ci penso io. Difensore catanese arrivato nel 2024 dal team Altamura, giocato tanti anni anche nelle categorie minori perché ha giocato anche in promozione con l'Atletico Catania. Francesco Bertolo, una carriera costruita veramente con la forza, credendoci fino all'ultimo, ed oggi è qua capitano della Pistoiese. Parte il cross di Bertin, arriva Giuliani a mettere in angolo. Attenzione adesso perché da quella posizione c'è la possibilità, dalla bandierina per il Piacenza, sotto gli occhi del direttore sportivo della Pistoiese Taibi, che è sempre lì, guarda tutte le partite al Melani, lì accanto al tunnel, dietro la porta, sotto la curva dei tifosi Orange. Quella è un po' la sua postazione. Pallone dentro, primo palo, ancora fuori la difesa Orange. Pallone ancora in possesso degli emiliani, questa volta con Bertin con le mani. Enrico Bertin, classe 2007, un rinvio molto profondo dentro l'area. Poi Biagi non ci pensa due volte, spazza via, ma è troppo appiattita la Pistoiese. Disimpegno difficoltoso però, e quindi Risk, attenzione al Risk da lontanissimo. Ha cercato la traiettoria che avrebbe fatto esplodere il Melani, contrariata invece la tifoseria di casa per questa intenzione pretenziosa di Risk, che comunque si era inserito bene su una gestione tutt'altro che positiva del Piacenza, ospiti che da una situazione di vantaggio e di attacco stavano per sciupare tutto, regalando a Risk una potenziale ripartenza. Le prime pedine le muove mister Cristiano Lucarelli, che è pronto a effettuare il primo cambio di questa partita. Vedo Massimiliano Rossi pronto, ma attenzione però dall'altra parte Risk si gira e calcia con il miracolo di Emanuele Ribeiro che va in angolo. Stop e conclusione di Kamal Risk. Vediamo ancora qua, da situazione di fallo laterale, stop e cross per Risk, che è lasciato colpevolmente libero dalla difesa del Piacenza. Errore da sottolineare
magari in sala video in settimana per lo staff di Franzini, che poteva costare caro. Ci ha pensato Emanuele Ribeiro a dire di no, portiere piemontese che oggi sta giocando una superlativa partita. E allora, come anticipato, è pronto Massimiliano Rossi. Ed esce Simone Biagi, scelta probabilmente dettata anche dal fatto che Biagi è ammonito e a centrocampo le cose iniziano a farsi calde in questi ultimi 25 minuti più recupero che ci separano dal triplice fischio. E allora spazio per forze fresche, soprattutto con il taccuino pulito. Angolo pistoiese, Maldonado dentro, secondo palo, spunta una testa ma c'è un fischio. E allora calcio di punizione, fallo in attacco. Altro giocatore interessante, Rossi. Lui che è un classe 97, nato a Bologna, arrivato in estate dal Forlì, squadra con cui l'anno scorso ha vinto un campionato tiratissimo a tu per tu con il Ravenna. Ha giocato praticamente sempre in Emilia e tra l'altro anche a Piacenza nell'ultima parte della stagione 21-22, da gennaio a giugno. Ha giocato proprio a Piacenza, arrivato dal Mezzolara e poi è andato al Lentigione nel 2022. Quindi è un ex di questa partita, Massimiliano Rossi, che va a prendersi il centrocampo, come abbiamo visto, al posto di Biagi. Quando siamo arrivati al minuto 67 di questo primo tempo, di questo match, risultato inchiodato sullo 0-0, un risultato che però non gioverebbe a nessuna delle due squadre, anche perché la Pro Sesto è in vantaggio a Crema, in questo momento sarebbe a pari punti col Piacenza, a -1 dalla Pistoiese, riproponendosi in lotta per i piani altissimi della classifica, mentre il Desenzano è passato in vantaggio contro il Progresso e quindi la classifica attuale al 67esimo di questo 22esimo turno vede il Desenzano a pari punti con il Lentigione a 49, la Pistoiese 44, a 43 Pro Sesto e Piacenza, ma è tutto in evoluzione e quindi è una gara e una giornata tutta da seguire. Tempre non si fida del cross e retrocede da Bertolo, quindi Gennari, eccolo Mattia Gennari che scambia con Bertolo e allora verticale per Massimiliano Rossi. Lo scarico, il tocco di ritorno, ancora Rossi, osservato speciale da Puzzolu, arriva a dargli una mano anche De Vitis. Rossi qua sbaglia il passaggio, allora possibilità per la ripartenza Piacenza. Maldonado monitora Simone Campagna, che poi si complica la vita da solo regalando la rimessa con le mani. Guardate il muro orange e i tifosi, il tifo organizzato della Pistoiese, due città che vivono di sport a 360 gradi, perché Pistoia ovviamente, la Pistoiese fa da padrona, ma c'è anche il basket che è molto attenzionato in città. Piacenza ovviamente non si può non menzionare il volley, però fondamentalmente sono due città che vivono di sport non soltanto nel calcio, e questo a sottolineare la tradizione sportiva di queste due città e dei loro popoli, che sanno quando c'è da farsi trovare pronti, come in una
giornata come questa. Non abbiamo, ripetiamo, i dati ufficiali dell'affluenza qua al Melani, ma siamo intorno alle 3.000 presenze, numeri veramente molto alti. Mustacchio chiuso per ben 2 volte, e allora rimessa Piacenza. Quando siamo al 70 di questa partita, 20 più recupero da giocare, un primo tempo che ha vissuto di emozioni, un secondo tempo, a dir la verità, più di studio, e forse ogni palla pesa, ma ha deciso mister Franzini di giocare anche carte pesanti, perché vedete in basso al vostro monitor con il numero 10 pronto ad entrare in campo anche Stefano D'Agostino. Allora vedremo chi uscirà, se uno dei 2 attaccanti, oppure proverà un tridente di peso mister Franzini. Lo capiremo tra qualche secondo. Intanto adesso c'è una possibilità per la Pistoiese con questo lancio buono per Russo. Ci arriva, dentro c'è Risk, più arretrato Saporetti. Russo è un po' da solo, ne ha 2 addosso. Arriva comunque il cross esterno, Risk! Kamal Risk! Con una giocata sensazionale di Federico Russo, e poi Risk, frustata di testa, vantaggio importantissimo al minuto 71. La Pistoiese si porta avanti. Un gol pesantissimo con un lancio in verticale. Russo molto bravo, perché stavano arrivando Kamal Risk in area e più arretrato Saporetti. Russo ha aspettato, ha guardato, ha monitorato l'area di rigore. Qua lo riguardiamo anche da replay. Della Latta col contagiri per Russo, che palla di Simone Della Latta. E poi Federico Russo ne aveva 2 addosso, precisissimo, pettinatissimo, l'esterno destro, che palla di Federico Russo. Qui è la qualità che parla per Kamal Risk, che poi ci mette la spada, ci mette il fisico, ci mette la testa e mette dentro un gol importantissimo, perché è quello che porta in vantaggio la Pistoiese. E allora entra D'Agostino per il Piacenza. Qua è festa grande al Melani, ovviamente festeggiano tutti i tifosi della Pistoiese. È entrato D'Agostino e, se non vado errato, è uscito Campagna. E allora si posiziona lì ad agire D'Agostino tra Manuzzi e Mustacchio. Intanto qua ammonito anche Simone Della Latta per questo intervento. Saranno 17 minuti più recupero, tutti da vivere, perché si entra nel vivo, si infiamma questo finale. Bertin rimane a terra, l'ha sbloccata poco fa Kamal Risk al minuto 70 di questa gara. Intanto pronto un altro cambio anche per la Pistoiese. Pronto Francesco Campagna. Che va a rilevare Luis Maldonado. Tra gli applausi Luis Maldonado. E allora è pronto Francesco Campagna, classe 2000.
a prendersi le redini del centrocampo. Vedremo se Lucarelli vorrà cambiare qualcosa anche dal punto di vista dell'assetto tattico, magari dando dei compiti specifici ai nuovi entrati, oppure tenendo di fatto una situazione tattica molto simile a quella di poco fa. Comunque sono usciti due centrocampisti che hanno speso tanto, Maldonado e Biagi, per la Pistoiese negli ultimi minuti. Cambia l'assetto del centrocampo Orange. Vuole dare freschezza in quella zona di campo Lucarelli, ovviamente a maggior ragione con un vantaggio da difendere. Palla per Risk che cerca una collaborazione, la trova nei confronti di Russo. Conclusione, poi Saporetti al volo. Non la coglie benissimo. L'idea però era molto buona, senza perdere tempo, subito col destro Simone Saporetti, fuori di poco. È il momento topico della partita, perché adesso la Pistoiese vuole provare a chiuderla. Il Piacenza sembra aver subito un po' il colpo. Situazione da cui passerà una fetta importante di questa gara e anche della stagione di queste due squadre. Intanto dovrebbe essere pronto anche Michele Garnero per il Piacenza. Ultimi dettami tattici da parte di mister Franzini. Tra poco entrerà anche a favore di telecamera lì al centro del campo Garnero. Vediamo se si farà già adesso il cambio. Sì, si effettua subito. E allora esce Garnero, anzi entra Garnero ovviamente. Ed esce un Leonardo Cabri che ha speso molto in questa partita. E adesso vedremo se il Piacenza magari inserisce un centrocampista in più. Garnero è un giocatore che va più di velocità, di rapidità. Come vedete anche si è subito posizionato nei metri offensivi del campo. Un ragazzo che fa dell'agilità e della rapidità i suoi punti di forza. Forse un piccolo punto su cui deve ancora lavorare un po' è la gestione del ritmo palla al piede, però ha una qualità e una rapidità veramente molto buona. Altro errore in costruzione per il Piacenza, quindi Russo entra in area, Russo destro sporcato e quindi Ribeiro, però qua il Piacenza questi errori non li deve fare se vuole provare a sperare ancora nel pareggio, perché è già la seconda volta, prima con Risk poi con Russo, che non sono riusciti ad andare a rete. Adesso sì, l'assetto tattico del Piacenza è nettamente più offensivo, con un Michele Garnero che si pone sull'esterno a sinistra. Spassa la difesa della Pistoiese. Possibilità ancora per gli ospiti. Pallone giocato a centrocampo in maniera non proprio pulita. Molto pulito invece Simone Della Latta, che poi col sinistro dà la frustata per Federico Russo. Riesce a vincere il duello con Sbardella e poi la mette alta. Molto bravo Russo, perché comunque è stanco ma riesce a vincere un duello fisico importante. Intanto zoppica Risk, forse problemi fisici o di crampi, capiremo tra poco. Intanto si è rialzato, però non è al top della forma, lo si vede da come si muove. Vedremo se tra poco chiamerà la panchina. Intanto lo scarico proprio di Risk, possibilità di ripartenza pistoiese con il Piacenza ovviamente a trazione anteriore, e quindi si aprono degli spazi per i padroni di casa. Palla per Massimiliano Rossi, Francesco Campagna che recupera il pallone, va dentro l'area, Campagna, cross, rimpallato, e allora recupera ancora il Piacenza. Si allargano le maglie di questa partita e quindi c'è spazio anche per ribaltamenti di fronte sempre più
frequenti. D'Agostino però preferisce rallentare il battito cardiaco del palleggio e aspettare che i suoi si posizionino bene. 10 da giocare, più eventuale recupero. Piacenza che deve fare la gara contro il tempo oltre che contro la Pistoiese. Possibilità per il cross, ne ha 2 addosso però il 21 del Piacenza, e allora possibilità dall'altra parte subito con Russo che sta spendendo tantissimo. Federico Russo, pardon, che qua guadagna il calcio di punizione. E adesso Risk è di nuovo a terra, evidentemente non ce la fa. Lucarelli sta studiando lo scenario, si sono andati a scaldare praticamente tutti dalla sua panchina. Eh sì, quindi non ce la fa a Risk, sono evidenti problemi di crampi. Come vedete il capitano Bertolo va a sincerarsi delle sue condizioni, però ha sentito tirare. E allora uscirà Kamal Risk, ma è pronto un altro pezzo da 90, Filip Raicevic. Ed è una possibilità importante per lui in questa partita, per l'attaccante montenegrino nato a Podgorica, classe 93, con una carriera alle spalle importantissima. Filip Raicevic, arrivato a metà gennaio, è uno dei colpi del direttore sportivo Taibi. Ha avuto l'opportunità di esordire già sia in Coppa Italia, dove la Pistoiese, fa bene ricordarlo, è in finale di Coppa Italia Serie D, e anche in campionato. 18 minuti per lui qua al Melani contro il San Giuliano City. Però il cambio ancora non si fa, c'è prima la punizione da battere. Allora Risk, in condizioni fisiche precarie, ha comunque un'ultima palla gol da poter giocare. Pallone dentro, battuta malissimo da Saporetti, e quindi riparte il Piacenza. Pallone verticale, lotta Gennari, e lo fa molto bene perché costringe alla rimessa con le mani, guadagna il possesso la Pistoiese, e allora sì che si fa il cambio. E allora esce per ora l'autore del gol che sta decidendo questa partita, Kamal Risk, l'ex attaccante del Chisola, ed entra Filip Raicevic. Cambia anche per il Piacenza. È il momento dell'ingresso in campo del numero 18, Giuseppe Mazzaglia. L'ultima esperienza per Raicevic è stata in Serie D al Bassano nella scorsa stagione. Tra l'altro è un ex della sfida pure Filip Raicevic, che nella stagione 21-22 ha collezionato 20 presenze tra campionato e Coppa in Serie C. Con la maglia del Piacenza, quindi un ex della sfida Raicevic. Intanto ammonito anche Costa Pisani per la Pistoiese. Si è preso qualche secondo in più per battere questa rimessa, l'arbitro non gliel'ha perdonato. 84 sul cronometro, rischia in gestione Bertolo, ci mette una pezza importantissima. Anche la partita di Bertolo
stata veramente superlativa, un'attenzione veramente di alta categoria. Qua si fa un po' tradire dal rimbalzo il portiere del Piacenza, ma ne esce comunque bene la squadra ospite. Possibilità, intanto è pronto per l'ingresso in campo anche Raffaele Cuomo per la Pistoiese, ma sono gli ospiti in avanti. I fischi del Melani, il cross dentro, palla alzata, Bertolo spazza, poi il destro, la palla resta lì, ad un passo dal pareggio il Piacenza con l'occasione più importante, l'ultimo ad aver toccato è Puzzolu, con un'occasione importantissima. Qua guardate, tutto parte da questa situazione con D'Agostino che va al cross, alza la palla Puzzolu, Bertolo di testa e poi destro, ed è Puzzolu, sì, assieme a Manuzzi, ma dovrebbe essere stato proprio Puzzolu l'ultimo a toccare. Si sono avventati il centrocampista e l'attaccante del Piacenza, entrambi su questo pallone, senza riuscire a convergere in rete. Eccolo qua, allora l'altro cambio per la Pistoiese, è il momento dell'ingresso in campo di Raffaele Cuomo ed esce Simone Della Latta, appena ammonito. Ovviamente, pardon, no, volevo dire non Simone Della Latta, ma ovviamente Davide Costa Pisani, appena ammonito. Allora è il momento dell'ingresso in campo di Cuomo. Con il numero 35. Anche Costa Pisani ha fatto una partita superlativa. Ha preferito non rischiare mister Lucarelli ed inserire calciatore non ammonito. Costa Pisani, come detto, convocato per la prossima amichevole della rappresentativa Serie D, che si sta preparando ad un impegno importantissimo, quello di marzo, il consueto torneo di Viareggio. E Costa Pisani è, come abbiamo ricordato, nel pool dei pretendenti ad una maglia per i convocati finali appunto alla rassegna viareggina. Rinvio adesso per il Piacenza, che deve fare i conti però anche con il cronometro, perché mancano 3 minuti più recupero al termine. Una partita che, come abbiamo visto, ha vissuto di momenti e di emozioni dall'inizio alla fine. Adesso siamo agli sgoccioli. Sta per entrare anche Andrea Accardi per la Pistoiese. Gioca tutte le carte mister Lucarelli, vuole forze fresche fino all'ultimo. Campagna esce bene dalla situazione di difficoltà, lo scarico, il cross è buono per Saporetti, di testa nel mezzo, e poi ci ha provato al volo proprio Massimiliano Rossi, che non è arrivato all'appuntamento con il pallone, o meglio ci è arrivato ma non è indirizzato nel dove voleva. E poi chiude Michele Tempre, anche per lui una partita veramente di grande applicazione. Intanto esce Saporetti ed entra Andrea Accardi. In questo finale mister Lucarelli vuole cercare di coprirsi un po'. Esce un attaccante, entra un difensore. Entra di fatto un altro centrale, Accardi, e quindi va a rinforzare il settore difensivo della Pistoiese mister Lucarelli. Anche Accardi non ha bisogno di presentazioni, 30 anni, arrivato dopo l'ultima esperienza nel 2024 chiusa alla Virtus Francavilla. Ha giocato mezza stagione nel 2023 col Piacenza, un altro ex
Posizione interessante per Russo, entra in area, Russo alza questo pallone che va a finire direttamente nel settore ospiti dei tifosi piacentini. Riparte subito il Piacenza, ma ovviamente anche questa occasione poteva essere interessante per chiuderla per i padroni di casa. Tra poco, appena avremo un attimo di pausa, di tregua, andremo anche a ricordare i risultati in tempo reale dagli altri campi. Prima però seguiamo questa potenziale azione Piacenza. Palla larga nella zona adesso di Michele Garnero, a spazio per il cross, secondo palo, attraversa tutta l'area di rigore sfilando sul fondo. Prosesto ancora in vantaggio a Crema 2-1, il Desenzano l'ha praticamente chiusa 3-1 contro il Progresso e c'è un risultato importante per ora. Siamo al 90esimo e poco più anche tra Rovato Vertovese e Lentigione. In questo momento la Rovato è in vantaggio 2-1, mentre la Pro Palazzolo sta vincendo 3-1 a Sasso Marconi. Una classifica che quindi si rimodella nel corso di questa giornata, da capire ovviamente cosa uscirà qua dal Melani. Intanto 5 minuti di recupero e quindi ancora 5 minuti per le speranze del Piacenza, che tra poco vedrà l'ingresso in campo anche di Raúl Asensio. Non ci poteva essere esordio più complicato e teso per lo spagnolo. Intanto è ancora in attacco il Piacenza. Posizione importante adesso per chiudere in avanti per la Pistoiese, anche perché di fatto di questi 5 minuti di recupero se ne sono giocati veramente pochi. Ovviamente i toscani che vogliono tenere lì il pallone e guadagnare secondi. Vediamo se si fa adesso il cambio. Sì, allora esce Riccardo Martinelli, si gioca il tutto per tutto Arnaldo Franzini, perché esce un difensore ed entra Raúl Asensio. Possibilità adesso, chiaramente il tempo è poco per lo spagnolo, ma una possibilità importante, un esordio complicato per lui. Pallone dentro, spazza la difesa del Piacenza, ma è ancora Pistoiese in possesso. Altro pallone inserito nel mezzo della campagna, libera la difesa in maglia blu e quindi della latta di testa. Russo, posizione irregolare, alza subito la bandierina l'assistente dell'arbitro e allora subito in avanti la squadra ospite, ovviamente senza perdere tempo, vuole gestirla velocemente il Piacenza. Possibilità adesso per D'Agostino, la sterzata di D'Agostino, sempre lì, cerca lo spazio per il cross, lo trova, palla che attraversa tutta l'area di rigore, poi Mustacchio fermato, altra chance sulla destra, altro cross dentro, un colpo di testa, la palla resta lì, la rovesciata di Asensio, fallo in attacco, esulta come se fosse un gol tutto il pubblico di marca locale. Magari tra poco lo rivedremo anche a replay. Un'occasione importantissima per il Piacenza, una delle ultime. Tra l'altro con Asensio protagonista lì all'interno della bolgia dell'area di rigore, sotto la curva della Pistoiese. Un minuto ancora da giocare, vedremo se l'arbitro farà recuperare ancora qualcosa in più sul recupero per consentire, diciamo, qualche secondo in più, visto che
del recupero nei primi minuti si è giocato veramente poco. Capiremo insomma se l'arbitro vuole far recuperare ancora qualche secondo. Sono attimi di amplissima tensione questa. Fallo in attacco e allora altra chance Piacenza. Salgono tutti, praticamente attacca in 4 effettivi la squadra ospite. Ovviamente sono tutti in avanti. Sale adesso Manuel Poledri, verticale a cercare Garnero, arriva a sinistra Garnero, il cross è buono per Asensio, non ci arriva nessuno e spazza via in fallo laterale. La difesa di casa, però si resta lì in quella zona. Sofferenza eterna per i tifosi del Melani, speranza infinita invece per quegli ospiti. C'è un calcio d'angolo, ma non secondo l'arbitro. Volevano il calcio d'angolo tutti i giocatori del Piacenza, invece rinvio dal fondo e allora hanno esultato praticamente tutti qua in tribuna. Siamo veramente agli sgoccioli, oltre il 95esimo, mostra il cronometro Lucarelli all'assistente dell'arbitro. Vedete il direttore di gara Cataldo Zito. Vedremo se si giocherà ancora o su questo rinvio calerà il sipario. Tutti in piedi quelli della panchina della Pistoiese. Rinvio, pallone profondo, si gioca ancora. Raicevic strattonato, la palla è sempre lì buona nella disponibilità del montenegrino che però non ci arriva. E allora altra verticalizzazione, Mustacchio di testa, poi fuori ancora la difesa Orange. Asensio atterrato, ancora Mustacchio, altra possibilità, litiga col pallone, non c'è più tempo, finisce qui. La Pistoiese vince di misura 1-0 contro il Piacenza. Basta il gol di Risk su un'invenzione di Federico Russo ed è una vittoria importantissima perché gli Orange consolidano la posizione lassù alla rincorsa su Lentigione di Senzano, assottigliano il divario dal Lentigione che non riesce a vincere oggi, mentre per il Piacenza ovviamente diventa complicato adesso il proseguo di questo campionato. State con noi perché tra pochissimo parleranno i protagonisti, tempo di scendere in campo per avere le sensazioni a caldo dei protagonisti che hanno infiammato il Melani. Finisce così, Pistoiese 1, Piacenza 0, a tra pochissimo.
Mister Cristiano Lucarelli, partiamo dalle emozioni di questo finale. Che emozioni sono? No, una bella soddisfazione. Emozioni è troppo presto per parlare di emozioni. Era una partita difficile, il Piacenza, pur non vedendolo tantissimo nella nostra area di rigore, comunque è una squadra che si è difesa bene, ci ha bloccato tanti fonti di gioco. I ragazzi sono stati bravi a non mollare e alla fine è arrivata secondo me una giusta vittoria, perché le occasioni che abbiamo avuto sono state tante. E poi c'è quel gol nel primo tempo annullato che grida vendetta. È un gol sì, su cui abbiamo discusso, perché ci sono molti dubbi. Al di là di quell'episodio, un primo tempo dove avete costruito molto, l'avevate preparata così? No, noi volevamo essere più fluidi nella manovra, ma loro si sono difesi bene, hanno messo un centrocampista in più a fare il trequartista. Noi ci aspettavamo D'Agostino, invece hanno messo un centrocampista in più, quindi ovviamente erano uomo su uomo e qualche difficoltà, venendoci a prendere anche Maldonado alto, un po' di difficoltà l'abbiamo avuto, però quello che contava oggi era il risultato. I ragazzi hanno avuto un grande cuore e alla fine giustamente abbiamo vinto questa partita. Al momento di filotto positivo importante, considerando anche la Coppa Italia, chiaramente l'obiettivo ancora va conquistato. Come si tiene alta l'asticella della tensione? Perché comunque non è facile. Si tiene alta l'asticella, appena rientriamo dobbiamo già avere la testa alla Pro Palazzolo, perché altrimenti rischiamo di vanificare quanto di buono abbiamo fatto oggi. Grazie. Complimenti. Ok. Ciao. Ok, ci siamo. Kamal Rizk, partiamo da questa curva, da questa tifoseria. Oggi il Melani pieno, 3.000 persone per voi, che emozioni sono? Io ti dico la verità, quando sono entrato in campo avevo i brividi perché non ho mai vissuto tutto ciò e mi ha dato una carica in più per fare sempre meglio. Infatti sono contento per il gol e per la vittoria della squadra. È stata una partita molto tirata, ci si poteva aspettare. Dov'è secondo te, al di là del tuo gol, che siete riusciti a prevalere? Ma secondo me perché siamo più squadra, più compatti, si vede uno corre per il compagno e quando hai queste cose qua non puoi perdere, puoi solo vincere. Ultima cosa, che emozione è stata segnare? È vero che era sotto il settore ospiti, poi però ti ho visto fare una corsa verso la panchina, poi verso questo settore. Che emozione è stata? È indescrivibile, guarda, poi con un gol importante che ci regala i 3 punti dove andiamo a accorciare sulla prima, quindi è tutto bello, è un sogno diciamo. Bene, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Devo chiudere allora. Festeggia allora la Pistoiese qua al Melani sul proprio terreno, tornano a casa ovviamente non felici i 300 piacentini arrivati qua a Pistoia, però ovviamente la Pistoiese oggi ha vinto e lotta ancora per i primi posti della classifica. Per il Piacenza si complicano le cose in chiave classifica, ma è stata comunque una partita giocata ad altissimi ritmi anche dalla squadra di Arnaldo Franzini. E allora state con noi per le prossime settimane, perché le avventure e le emozioni della Serie D continuano su Lega Nazionale Dilettanti e su Viva Azzurro TV. Un saluto da Lorenzo Agostini.